Cassette per i volantini della pubblicità. Il sindaco di Agrigento Lillo Firetto interviene sulle multe chiedendo una moratoria, ma la sostanza non cambia perché è la solerzia con la quale sono stati sanzionati i condomini che viene contestata, a differenza di altre situazioni dove servirebbe davvero la mano pesante. La NACI, attraverso il proprio presidente provinciale Salvatore Cultrera, ha chiesto di rendere efficace l'ordinanza non prima del 31 marzo. Cultrera chiarisce che le cassette sono state collocate per il decoro della città, un decoro, bisogna aggiungere, che viene però messo in discussione non certo dai volantini trascinati dal vento, ma dalla mancanza di spazzamento del quale si continua a parlare a vuoto. Se ci fosse ad Agrigento la presenza quotidiana degli operai addetti al servizio, si eviterebbero inutili polemiche. A questo proposito dai cittadini, o meglio dalla stragrande maggioranza, arriva la richiesta al Comune e al comando della Polizia Locale di muovere un dito anche contro i proprietari di cani che ignorano regolarmente un'altra ordinanza, quella che li obbliga a non sporcare le strade, perché anche questo rende indecorosa la città e purtroppo non si fa nulla per evitarlo, malgrado le lamentele. La solerzia, insomma, si applichi a 360 gradi senza puntare il dito solo contro alcuni settori.